come avete modo di vedere, soprattutto sensibile. Questo abbiamo voluto iniziare questo brano di schiacciare un brano del 1500, forse anche del primo. Il testo era stato perso per l'Inquisizione, è stata decisione, viene necessario anche teatro, in questo senso, la palazzo dello stesso, dove sono nel 600 avvenuti dei fatti estremamente importanti. Il testo è stato composto dopo che è stato formato di nuovo, perché veniva una parte era scomparso dal poeta Giuliano Domenico che appunto ci ha insegnato questo importante testo. Non dobbiamo dimenticare che Domenico Zanier è stata presentata per premio della sua candidatura a premio Nobel per la letteratura dall'Istituto di Teologia e Romanza dell'Università di San Sasburgo e da quella di letteratura popolare dell'Università di Innsbruck. Ecco la ragione per la quale noi ricordiamo in destra di cui ringraziamo il professor Luca Magneo, lo conosciamo bene, perché prima si conosce la difficoltà nel accento ed è uno studioso di problematica
anche linguistiche, e io ho avuto modo di conoscerlo e chiedere proprio sul sito di partecipare a questa manifestazione, io ho sostenuto negli incontri di tutti i gruppi che hanno aderito alla comunità dei nostri territori, dai parlano dei nostri territori. Lui ha fatto questo studio con tutte le minoranze linguistiche del Veneto, dai Cicli, dai Venini, dai Friulani, e aveva parlato del ruolo che dovrebbero avere i bambini. E noi non solo c'è questo che lei aveva ragione, senza verificare proprio con la realtà, perché come i bambini come si spende sono sussidi a imparare, e questo testo, come dicevo, è un testo del 1600. Allora adesso io volevo dirlo, probabilmente senza intelligenza, prima cerco di leggere i firmati. Allora il mio firmato non è proprio questa, no? Proviamo senza cominciare. Abbiamo il nostro Socchi che è un professore della logica che tutti loro conoscono, anche perché i casi umani è ragione che la passiamo di passare un motorino per fare le ricerche sulla vaccina dei pellegrini di Sumara, quindi è uno dei più importanti storici del nostro territorio. Sulla mia destra ho il professor Guglielmo Cevolini dell'Università dell'Istituto di Udine e lo abbiamo qui con noi oggi perché non tanto tempo fa è scomparso un catalano a Fadini, quindi dopo daremo un articolo di testimonianza, che è stato uno dei più grandi tutori delle minoranze linguistiche catalane. C'è giorno che io ho modo di conoscerlo, di intervistare, di fare anche dei convegni assieme, ed era quello che ha portato anche alle problematiche delle minoranze linguistiche del Messico, quindi un grosso personaggio che poi il professor Cevolini, il quale porterà i saluti dell'Università degli Studi di Negriano la fascismo anche. Allora io vi leggo quello che abbiamo dato con i bambini, sentire questa sensibilità che in realtà bisogna sentire, vedete, ha una sua interessante e particolarità. Allora vorrei che prima di Sciaracciuse, Maracciuse, la Lusine e la Caracciuse, e la Viciuse, Sisiciuse, di Burla a Sisà, o Sciaracciuse, Maracciuse, una cultura e la comune, la papale e la mano, la papale, la regola papale, e un metrano per fanfara dentro ma fai quello bastone e fenomeno, non solo la realmente la cultura si sopporta e devolversi macchina, osservare sul razzo dove la cultura e la cosa la ragazza si fa già e le razze sono tra proprio. Questa interessante ecco perché è importante che abbiamo scelto questo? Perché c'è non so quel politico corrisponde all'errore della natura. Questo è un brano che nel 1966 era di lo ha scelto tra i poco cantautore tra le situazioni il padre di famiglia e signore appunto nel 1966. Io credo che questa è come c'è la nostra situazione, sì, bambini nel caso di Sismaga e andato anche completamente prego da qualche generazione c'è un po' scomparsa. Però se riusciamo a prendere le cose, quello che succede, nulla è perduto. Il professor dice non ha proprio necessità che questo venga parlato, però non dobbiamo perdere la memoria del bambino.
Questo dopo appunto perché ha così deciso di cercare di trovare le risorse iniziali per poterla pubblicare, che abbiamo parlato adesso dal giorno benedetto, con la legge di iniziazione sull'ignoranza statistiche che è un progetto del tribunale e che ha messo in Sicilia. Lo abbiamo fatto perché quando ho incontrato Don Giuseppe Più, che sosteniamo diciamo l'aula mi dice guarda che in archivio in parroquia ci dovrebbe essere qualcosa di interessante e mi ha chiesto una risposta di questo stato e mi dà il nome della professoressa che anche lei è qua e lei mi accompagna da Paolo, mi abbiamo gestire e Paolo, una delle prime cose che mi dice io quando ero giovane dell'anno 2011 Paolo perché non ero giovane, era giovane mi dice quando arrivino gli emigrati il paese le volte negli anni 60 e poi c'è ancora in questi paesi di mano della data di vita quando arrivano si fermano o per la strada che questa sia o anche in parrocchia e mi chiedono ma noi che si voglia di ritornare nel nostro paese se non possiamo parlare la parlata di noi abbiamo sentito dalle nostre mamme e che quello è che ora ci gira fortemente a questo sentimento. Da questo allora credo opportuno assieme a popolare impegnarci per poter terminare questa opera, la quale è un successo incredibile, sempre attraverso dopo sempre attraverso il lavoro, riprendere una nostra strada, attraverso il sviluppo di materiale, sapete, comunque in questo caso questa sentenza abbiamo, è stato il mano nella sensazione che abbiamo fatto, ma tutti che le sesioni sono qui dentro dell'inizio hanno avuto modo di avere una copia di questo spettacolo e abbiamo successo sempre lì perché è un po' telefonata alla guardia per poter funzionare un certo numero da fare e poi non dopo un successo della sensazione io ho la prima cosa che viene che mi colpisce è il carattere Roma. Allora, questo è stato usato come quando io sono ragazza e me lo usato positivo la scuola, la maestra, la mamma perché è così che quando viene non sono tutta la voce eccetera e quindi non è un modello quindi è un qualcosa no quando è una diventata la fortuna di caricare andavamo a casa di vedere i comici e noi dicevamo è un giorno quindi pensare che io 50 anni che c'è più questa stata e c'era la scuola che era una sensazione di felicità che era la sensazione che era
che mi ha attaccato e vedete che piano. Adesso, bambini, dobbiamo sapere come andare. Questo è una situazione. E questo che non è stata facile. Perché non immagino da usare, però devo iniziare a pensare con lunedì, tu guarda che c'è stata la possibilità per non posso. Perché poi questa è la nostra vedete, non è la casa di questi questa è stata vostra. Perché oggi c'è la qua e ve lo ricorderete che dovrebbe passare quando si sono di questa è la cosa fondamentale. Il libro che dopo appunto il presidente della Repubblica Margarera non potete fare ha detto che i libri sono le strade che limitano la vita per avere una vita gioiosa, per poterla affrontare con tutti gli strumenti che dovete fare per avere una stessa cosa che davanti dobbiamo impegnarsi adesso siamo ai salutini del professor Cedolini a nome delle università di Udine. Allora, buonasera e soprattutto parlare dei bambini e è importante, come è stato ricordato, che siamo qui e siamo nelle stesse comune e quindi porto avanti questo percorso dell'università di Udine e c'era questa esigenza che bisogna fare proprio nelle sale comunali, dove c'è un sito comunale, perché è proprio quel sito comunale che dove possono arrivare a delle richieste e quindi compensare per loro la richiesta popolare a fare queste iniziative. E per esempio che io sono anche una appassionata di giuridica, che si sono fatte perché ci sono delle cose giuste nel mondo, oggi essenzialmente. E oggi c'è il piccolo giornalista geopolitica che si chiama Ed è andata in America, il titolo è Mamma d'America. E la sentiremo anche oggi a città per festa, che si sarà stazionato sul sito di Gibraltar. Ma l'abbiamo presentato anche a Genova nel primo mondiale e Gibraltar ha detto che Mamma d'America si iscrivi perché non sanno più chi ci sono. Ed ecco che quindi le cose che sono state fatte adesso, parlare della lingua federale, della lingua musulmana, parlare di dichiarazione, perché parlare di noi. Allora io posso solo passare il testimone delle cose che mi ha insegnato mia mamma, che scriveva sulla spadana, e di tutti i maestri che ho avuto, per quali non sono, perché per la musica, dopo c'è questa schiarazzazione che c'è il libro, la lunga notte di Abril, dove vedi i collegamenti la musica che avete suonato, cantato e ballato con lui, con popoli lontani, con i dervisci, con i sacerdoti che ballando entrano in estasi, schiarazzato nella visione di Don Gilberto Pesaro, e in realtà la donne, ma questo ci poi mi confermerà, mi spiegherà il professor Carlo Virotti, che è uno studioso della filologica, che ha fatto tutta la storia, che ha fatto conversazioni su queste cose. E pensate che senza che la realtà, secondo la passione di Giuseppe Pesaro, che era un visionario, che guida le cose, era riuscito a documentare, e quindi lui è stato un maestro conosciuto e mi ha dato solo dopo di queste cose.
E lì si sa che cantassero le donne, dopo la Pasqua, vestita di Pasqua, entravano in estasi. E non era dato questo bene nella chiesa che giravano per il paese, per tutte in estasi, ballando, quindi la chiesa non vedeva questo ci deve qualcosa di aggravato. Però, ecco, l'orgoglio, addirittura dal punto di vista teologico di Amidea, pensate che Amidea c'è il segreto di Amidea, c'è una visione teologica, una visione anche di controllare del sangue, dove il credo di Cesarite e portava su Cristo tutte le anime, senza tanto bisogno di purgatorio e di tante altre cose. Non so se Cicero con questa teologia, ma molto moderno, sarebbe questo. E poi passiamo, questo sto vedendo, a Aurelio Alcini, che pensate è stato monaco nel monastero di Montserrat, che è un monastero che c'è sopra Barcellona, e che tutti anche quei laici che altri vogliono moltissimo bene in questo monastero, che dice la Bibbia il Vangelo in catalano, il Vangelo del 300, gli scritti in catalano sono conservati di tutti i catalani non molto bene in questo monastero. Quindi se si parla della Papa Scarpelli di Montserrat, è stato in esilio del Franco, perché non si voleva molto bene alla lingua catalana in quel periodo, e deve andare in Sicilia e gli ha fatto un centro di studi la famiglia in Sicilia. Quello che ha fatto la società poi ha portato i suoi studi, e è stata la stessa scuola che i diritti ci sono adesso strumenti di lavoro per la commissione dei diritti umani delle Nazioni Unite. Stanno lavorando per il riconoscimento di diritti linguistici come diritti umani, e questo è una legge che purtroppo abbiamo il primo di aprile di quest'anno. E concludo con la perdita della lingua sumanga, che è una perdita che se non si riesce a parlare, perché ha fatto il vocabolario, che ricordava questa parata, e speriamo che si ricordi che è nato il vocabolario, già qualcosa, ma comunque, vedete, questi sono anche le varianti, no, anche questo è le varianti, ma una cosa che mi ha insegnato a avere come si sa, le varianti, con grande identità, anche che nella lingua frodana, che si è sentito l'aula che parlava in friulano, particolare, e magari nemmeno il nome, non vorrebbe teologica friulana, la lingua sana, ma proprio perché aveva le occhi e si rende queste cose e dirà una cosa specificamente fondamentale. Però ecco, le varianti si possono anche perdere, perché le lingue scompaiono, muoiono, non ci sono più. E guardate che come perdere un grande musicista, come perdere il suono, perdere una mentalità, perdere un'idea. Perché vi dico un'altra persona che ho conosciuto pur quando adesso è stata Pilar Garcia Negro, una sociologista, che proprio per ricordare i siciliani, la censura, a favore catalano, i siciliani di questa generazione di diritti linguistici, aveva detto una cosa: guardate che i cani turco, il cane catalano, il cane italiano si parlano benissimo tra loro, abbagliano, si capiscono, se vogliono giocare, si capiscono benissimo. Gli uomini parlano attraverso le lingue e guardate che, per esempio, non so se è un grande studioso delle tedesche, per esempio, conosco l'italiano, conosco il tedesco, ovviamente c'è oggi una bella visione, diciamo, di cosmopolità, però
E ora questo non ci deve far perdere le nostre radici, perché noi se non sappiamo chi siamo, finiamo come campi, perché le identità, lo scoprirete, sono in realtà inventate, ma sono profondamente reali e ci stanno a collocare nel mondo, ci stanno a dire chi siamo, viviamo meglio, sappiamo cosa posto nel mondo, se conosciamo le nostre radici. E quindi ascoltate questi maestri che ho chiamato, per ma ascoltate i vostri maestri che vi hanno insegnato queste cose e anche queste iniziative che cercano di insegnare cose che ormai sono in via di se no ci sono concetti che esistono nei nostri nomi o le nostre maestri che esistono. Grazie per la parola. Presidente del Foro Romano, Sì, buongiorno a tutti. Io sono molto breve anche perché sono di un'organizzazione e non bisogna fare spazi per loro. Vi dico solo a dire due cose. Allora, molto brevemente. La prima, presentare un'informazione che diamo più o meno all'inizio di questo seminario. Perché io abbiamo visto, abbiamo constatato che la natura stava perdendo. Per dire la verità, non è che le cose siano migliorate per quel modo. Noi, e per questo motivo, siamo molto attenti a questi tipi di lavoro. Perché come si va da nel Medioevo, riconosceva che l'uomo va a pensare in maniera giustamente, come ha detto prima il professor Sorgini, anzi forse portato avanti, diceva che le relazioni sono sentimentali, però ovviamente c'è un annuncio, sono molto bene. Noi, e è questo il motivo che amiamo profondamente e ci teniamo a questo lavoro. L'altra cosa, per cui poi non abbiamo chiuso, è che questo a tutti la nostra organizzazione popolare, anche se sono molto importanti. Noi il 15 maggio prossimo, alla presenza del luogo, presenteremo un altro nostro e dedicheremo quella manifestazione delle votazioni di Anna Paris alla è una signora che ha avuto una storia incredibile, perché in questi luoghi è successo come qualcuno può immaginarsi, e soprattutto quello che colpisce è che vede altre leggi hanno tirato molto tempo prima di avere una carriera dalla loro esperienza. Noi crediamo veramente in questa amministrazione perché siamo molto che una memoria che conosce le storie ed è giusto che le storie vengano raccontate e la gente capacità che per sensibilità non si sente dagli uomini di rispettare. Io direi che ora ti devi grazie. Credo sia opportuno per la dottoressa Sala per un breve saluto. Vi ringrazio di essere qui, per essere in questa importante manifestazione. Io sono ancora breve perché per terminare l'istituto vorrei soltanto l'istantaneo dell'istituto comprensivo Passi. Abbiamo Passi quindi abbiamo io, ma poi abbiamo 15 testi. 3 di questi testi si trovano su Mare. La testimonianza della scuola primaria, abbiamo qui con Passi e le docenti che con
mettono sempre hanno scatenato i loro lavori in questa sanità, affiancate a sicurezza con i bambini, queste sono particolarmente complicate e quindi da parte mia abbiamo un ringraziamento e credo che ti voglio già apprezzato la prima dell'attività che è stata svolta. Per il momento io non ho altro, quindi ringrazio di essere qui e lascio l'amministrazione al suo comportamento. Grazie. Quindi grazie di nuovo, grazie alle maestre, grazie ai genitori che tutti insieme avete dato la possibilità di presentare questi lavori economici. Adesso vi ascoltiamo i bambini che come si diceva sono un po' tornati a loro, ecco, con un brano musicale di due signori Antonio Pugno e Silvio, i bambini, i quali suoneranno il Vidi, che è una poesia del poeta di San Michele del Tagliamento a Canale, che non c'è più ma è conosciuto un po' in tutto il mondo friulano, ed è stata musicata sempre dal maestro Tullio Quadrani, perché si è stato un po' nell'essere scolastico, un po' per dare musica, un po' per coordinare sempre il maestro e che questi bambini. Adesso il video dei padri e dopo, appena terminato, i bambini c'è l'esposizione per l'orgoglio scolastico che fanno due l'alfabeto e vengono queste cose per l'alfabeto si trovano nel
i bambini per fare questo. Adesso sono finita, invece ci vedevamo un'altra libro parlando con la Bangladesh e guardando a scuola.
Mastonale egli era una brava maestra che dava spedizione e meno no, si vedeva anche fase di loro, il ciacciava e le sue mani si facevano, anzi, anche le sue disponibili da dare ancora, ma non c'è i pipinis divenivano da lì, ansia, quando li era sassolini. In scuola, di essere dei decisioni, di poter dare di poter vivere dalla sua se che vive come una stessa base, che se sei che il papà non utilizza, del corso così che cara, non posso smette del corso che c'è da fare. Il Dio c'è nella mamma, ti porta via. Tacciato con studio dopo aver viaggiato come studiare per scrivere la famiglia. Adesso è che si scrive una mamma c'è missione che non ha mai capito. Abbiamo adesso poi la casa ci sarà un piano di pensione e lei ci diciamo così con una fissa serena. Il cuore ha fatto considerare la società dalla mamma della persona. Anche se si di ginnastica di Italia, deve avere una presenza effettuata tuttavia così, e più passare di vita, ai corpi di fama, di buonasera, di impegno, e di fiore che lavoro delle partita a scuola, e che dà ciao per persona. Tsunami nel capello, solo il potere di famiglie e pensioni, che contro abbiamo cominciato a cuore, col loro che desistiva di fuori dai ragazzi, loro si passavano senza pensare a magari e a pensare di farli dalla che veniva da Adesso, dopo sentiamo il professor Nello Luca dell'Università di Taranto, un studiologo di queste problematiche. Io non ti faccio, ormai hai visto, vediamo qual è il suo pensiero rispetto a quello che le maestre sono riuscite a fare oggi, quello che i musicisti sono riusciti a porre la musica al servizio della lingua, e cerchiamo qual è la sua valutazione sul pensiero che sta facendo anche se è un canale del senso. Grazie per essere qui. Grazie mille, grazie mille per l'invito, grazie mille per la numerosa partecipazione, grazie mille a organizzare questa iniziativa, grazie mille a chi ha fatto questo materiale. Colgo la domanda per fare una considerazione. Il volume di immagini che si chiamava parlare adesso, parlare una volta, il passato, parlare adesso, il presente. E la cosa bizzarra si fa, perché mi ha fatto pensare, è che questo parlare del passato, parlare del presente, comincia a parlare abbastanza. E noi siamo abituati a pensare non solo le lingue, le culture europee, di cui facciamo parte, se siamo provati a pensare al futuro come quando ci sono stati avanti e al passato come quando ci sono state alle spalle. Ma non è sempre così. Ci sono lingue, ci sono culture che pensano al futuro
modo di confrontarci, conoscere. E penso che questa sia una bella base per questo lavoro, per quanto visto e voluto da società stasera. Cioè, questa è una cosa che presenta la lingua del passato, che presenta non solo la lingua, ma anche una cultura che ha passato, che già per alcuni versi era passato appunto all'epoca della raccolta, e quindi ora la rammentare e ora la passata. Ma è un regalo, diciamo, il nostro futuro sono i bambini e i ragazzi che abbiamo nella vista. Credo che sia qui un po' la prospettiva che abbiamo le lingue grazie alle lingue europee. Se dobbiamo guardare a questa prospettiva della società che è una cosa futuro, la possibilità di conoscere il passato. Perché senza conoscere il nostro passato facciamo fatica a costruire un futuro. Penso che il valore di questo volume sia stato di presentarci una realtà di valore scientifico che è molto alto, ci sono molti studi, lavoro per la relazione scientifica, ma non la so guardare perché non voglio degli anni da questo punto di vista. Ma credo che il valore sia stato appunto di offrire uno sguardo su una realtà che quindi non hanno avuto possibilità di conoscere. E dal punto di vista statistico, dal punto di vista della cultura materiale che è stata questo studio. E cosa facciamo quando abbiamo conoscenza? Quando abbiamo conoscenza abbiamo possibilità di scelta. Ed abbiamo possibilità di scelta che è una scelta anche di costruzione, quello che sta stato prima di me, di identità che si basa nella società, una scelta di identità che è una scelta linguistica, può essere stata solamente un mezzo per poter e nel nome della trasformazione di Laura Montesi è difficile associare lingue corimonde o mondo. Io credo che sia la questione di resuscitare una lingua, ma la scritta ai parlanti delle risorse comunicative, delle risorse espressive. Abbiamo visto con la musica come come si possa essere un mezzo espressivo molto pregnante, molto forte, che possa essere emozioni anche al di là della comprensione semantica quando è stata fatta. C'è stata una bella traduzione delle parole della poesia, però penso che la musica e le parole abbiamo avuto delle espressioni anche se le abbiamo dei quindi l'abbiamo aumentata la risorsa espressiva e più risorse espressive abbiamo, più possiamo dare sulla nostra creatività. I bambini sono il luogo della creatività della ricerca. E come risorsa espressiva poi anche diventare una risorsa comunicativa. Perché questo è, secondo me, la strada dell'apprendimento. Non voler salvare la lingua, cosa difficile, veramente, ma dare al nostro futuro la possibilità di scelta, la possibilità di scelta espressiva, la possibilità di scelta comunicativa, la possibilità di scelta identitaria. E per questo credo che devo ringraziare tutti, ma chi devo ringraziare di più sono veramente gli insegnanti che abbiamo insegnato questo progetto. La scuola proprio non solo qui a Portugallo, non solo qui in Veneto, solo in Italia, ma un po' tutto il mondo è stata molto spesso sia la differenza, soprattutto la differenza linguistica. Ora dei grandi mezzi di un'organizzazione linguistica è stata un'organizzazione linguistica. Quindi è importante da questo luogo poi abbiamo trovato
una nuova prospettiva, una riduzione dell'approccio alla presenza linguistica. Quindi questa iniziativa, quando fa parte dagli insegnanti e dai bambini, sono diversissimi, per me è una cosa che mi dà molto fiducia anche nel nostro futuro, che la via dietro che non lo conosco nulla, però questo mi ha ossessionato per avvicinarci al futuro. Quindi grazie veramente e complimenti per quanto ha fatto. Per quanto riguarda la documento, devo veramente ringraziarci agli autori che abbiamo la speranza di volerlo pubblicare, e fascismo è stato compilato nel 77-78, quindi sono 46-47 anni. Eppure nel genio soprattutto perché parlando della testimoniale della cambiare norma, nel genio delle considerazioni che non fanno, considerazioni metodologiche, sia linguistiche che filologiche, sociolinguistiche, sono rimasto assolutamente positivamente impressionato, perché sono considerazioni che sono ancora sostanzialmente e che si parlano dagli approcci che forse sono stati parzialmente dimenticati, ma sono stati discussi specifica che questo gruppo è accesso alle registrazioni. Quindi io vi ringrazio come sezione che sono stati molti appunti per CECE e continuare con questo ci sono veramente decisioni anche dal punto di vista scientifico veramente interessanti. E concluderei tornando sul futuro, sull'importanza di queste attività che danno al nostro futuro potenziali risorse per scegliere e per costruire una propria strada senza dimenticare quando è stato, ma facendo uso delle basi del risorse. Grazie Simone, anche perché si è dato in questo tempo in più per partecipare al corso nazionale questo volume su di quello di carattere linguistico, quindi non dobbiamo perdere con il fuori di concorso che vogliamo partecipare anche noi. Poi viene fatta attenzione, per esempio, quindi in questo modo di fare della nazionale e noi vogliamo che questo sia giusto anche il lavoro scientifico che è emerso del nostro documento, dobbiamo giocare questa partita anche a livello nazionale, perché hanno un po' di credo che hanno bisogno di essere rappresentati, di fare quando riguarda la conoscenza Europa anche della giornata quel nuovo anche il nuovo per lo stesso per fare delle ricerche, quindi non è mai e per questo siamo un po' e sostenere che quindi la mente dall'inizio ha pensato la lavorato fa qualche presentazione ma a te adesso buonasera, prima un periodo buonasera. Qualche tempo fa avevo moltissimo che ho fatto in posizione di torneo che ha passato abbastanza anni sulla sicurezza e prima di andare a segnare la fatto e parlando con lui abbiamo visto che eravamo delle persone comune conoscenza e e così parlando con queste persone è venuto fuori che negli anni in cui
l'Italia questi stati, e fra gli anni ho cominciato già a fare una soffitta economica di Sumatra, in quegli anni cominciava a operare delle necessità degli anni un esercizio che ha fatto delle cose fondamentali su vari aspetti della storia, della cultura e come si usava all'epoca queste decisioni trovavano poi una lezione organica nella manifestazione di ufficio di Cecostile era una cosa che era tutto il periodo per necessitare con queste realizzazioni c'era questo fascismo che questo piccolo interessante una serie di parole che erano state girate per una dimostrazione di informazioni che ancora erano conosciute da alcuni che avevano sentito quella parole, vedendo che se avevano mandato era un sviluppo questo nuovo dialetto. Quindi c'è stato un titolo di dialetto questo passato di inizio è stato pubblicato in questo esercizio perché dopo gli è stato invece dimostrato ed non si tratta solo di perché nel senso di una parole non ha spazio ma si vede anche che portando un brano proprio scritti in queste sataniche si vede anche l'utilizzo non solo si parola frase quindi questo volume proprio scientifico si è fatto e questo volume è perché fa vedere una lingua non solo nel senso di parlare ma anche nella sua complessità nei suoi uno strumento importantissimo per arrivare tutto questo è stato il rapporto con coloro che erano legati solo stato questi legati appartenendo alle nazioni di precedenti magari anche figli persone avevano mantenuto questo strumento perché si stava e questo strumento fondamentale per poter esercitare questi grandi è stato vicino che è un continuo ma che ha visitato e quindi continua a essere visitata e fatta perché si occupa di fare storia rispetto alle cultura nuove e questo è tante persone che partecipano anche che presenti quindi io voglio ricordare questo perché assieme con le testimonianze del passato anche ciò che ancora sarà essendo un frutto di testimone dell'evento turistico è un fenomeno che noi conosciamo tutta la fascia di quello che è il più centrale di quello che è il storia della regione che era compresa tra il Tasso la storia personalmente
Naturalmente abbiamo potuto constatare questo cambiamento scientifico anche dalla Cina, Corea, Cina, Giappone, nuovo, si vede come metodi diverse stati dove fino a un certo periodo la popolare sono grandi ideologici che però quindi questi cambiamenti, questo cambiamento di sistema, tutto sono stato di recenti, perché hanno un momento che c'è stato tra successioni, luoghi, l'ultima parte del processo, ma questi luoghi, ed è interessante anche questo fatto che dove non c'è stata messo sul scritto, è stato fermato questa strada politica, mentre qui è stato fatto questo proprio questo lavoro di raccogliere è stato fatto questo non era molto più così una volta per cinema, ma non è stata mai quindi c'è questo aspetto molto importante fa vedere come questo gruppo di ricerca sia per ma due parole conclusive su di naturalmente si tratta di fatti di cultura popolare, di una cultura diversa, nel senso che è una cultura all'infuori di quella che era una cultura ed è una cultura fatta di limiti culturali, quindi a volte una religione perché i momenti in cui si siede nella religione di forze ma questi interventi succedono così non erano mai interventi che si stessi sulla vita, anzi a livello di perché erano e si cercava di e questa era fondamentalmente una cosa che si chiamava quando si sta parlando intervento di posizione che era la nostra un po' l'università di Bastiana ma proprio per questo
luoghi di questo sole, nulla era parte essenziale della cominciata nel processo si rende senso che alla parola cultura la necessità di passare così si allora i livelli sempre dell'ambito però è fatto che a parte le decisioni tante le parole vengono tutte modificate che si sono effettivate anche se ci sono altre generazioni questo sono tutte le di questo passato grazie soprattutto la ragazza dello però io credo guarda molto negli ultimi quando parlava di immigrazione, cioè noi non possiamo dimenticare il 3 giugno del 2010 in Turchia terza vita per mamma solo visita verso visita la mamma della passa di Sumara e la Cambogia, quindi chiedo un minuto di silenzio per ricordare questa figura, perché quando papà e mamma sono partiti non papà il fiorano cambogiese diciamo quello di Sumara e sicuramente Luigi Pavarese ha sentito parlare questa lingua, oggi non dice più, però credo che abbiamo veramente ricordare questo che sta succedendo. Quello che è stato ucciso non usava la terra, sono bambini in Turchia, quindi una grande silenzio. Ecco, grazie per questo momento, credo ci sia adesso se siamo di nuovo delle brave
ma che ti ho abbandonato. Tutte le cose. Fondamentalmente della c'è vario di cose. Ma non si è scappato con le cose. Padre, non sono la Arrivata di poi abbiamo scuola sia abbiamo che questo non può prendersi anche di esistere i bambini, quello che riescono a fare. Più li hanno, o più li avranno, da no, non è più, no, che vuol dire in quel giorno è meno senso ma anche in modo quindi ringraziamo i sacerdoti.